La nostra azienda, Frutto della Vita, nasce nel maggio del 2024 ed è frutto per l'appunto di un'idea, di un sogno condivisa insieme a mio marito di valorizzare la terra in cui viviamo. La scelta è caduta sulle piante officinali perché ci siamo accorti che l'ambiente in cui viviamo ben si adatta a questo tipo di coltivazione e la volontà di vivere qui ci ha spinti a cercare un nuovo modo per poter rimanere qui con un'attività che fosse anche innovativa e riscoperta comunque. I nostri nonni conoscevano il potere delle erbe e abbiamo voluto tramandare quello che in un passato conoscevano e non renderlo soltanto un hobby, ma renderlo anche un lavoro. Cerchiamo di tutelare la biodiversità anche inserendo piante ornamentali o tanti fiori per favorire la biodiversità.